Esso sempre regge lo specchio. Buondì, oggi giornatina un po' storica. Beh, oddio, forse io ingrandisco un po' troppo le cose. Cosa significa? Tra le mie tante malattie mentali, tra tutte le mie fisse, le mie fisime, c'è lo zainetto. Sono sempre stato un maniaco degli zainetti, ho trovato lo zainetto della mia vita. Bello, mimetico, ho aspettato tanto perché costava l'ira di Dio. Ho però valutato un attimo, ho detto vabbè, tanto devo vendere sta cesso di Smart e con i soldi della Smart mi prendo le cose più costose, c'è il computer eccetera, e oggi devo prendere lo zainetto, no? Adesso andiamo a fare lo zainetto, dopo ti faccio anche la puntina allo zainetto, cazzo. Certo che dopo aver ascoltato De André che canta Suzanne, è una bellissima canzone di Cohen, e come faccio a sparare stronzate adesso? Cioè non mi viene proprio l'estro, capisci? Quanto costerà mai sto zainetto, dici? Insomma 90 bomboloni. 90 bomboloni sono tanti per me per uno zainetto, cioè per una questione di principio. Però sai, ho detto iniziamo a avere poco ma buono, quindi anch'io ne ho cambiati tanti zainetti in vita mia, un po' come la storiella di Mouse. E quindi adesso prendiamo l'ultimo zainetto, quello vecchio comunque me lo tengo, quello bianco e nero. Dai no, muovete! Cazzo, 3 ore. E insomma dai, via il dente, via il dolore, andiamo a prendere sto zainetto che era scontato a 60 bombe, una roba del genere, quindi avevi 30 pippini in meno, no? Però la versione scontata, che potevi acquistare solo online, era colore azzurro, io lo volevo mimetico. È molto importante il colore, perlomeno per alcune persone. È un po' come dire, cioè ci sono due ragazze da scegliere, tutte e due uguali, proprio dei cloni, però una cessa e una figa. E ciò, quale scegli te? Capisci? E per me quello zainetto mimetico è la ragazza figa, capisci? Quindi 30 euro in più glieli spendo più che volentieri, invece di accontentarmi di quello azzurro che dopo un giorno ne ritrovo un altro più bello del colore che voglio, e quindi butta via soldi anche là. Devo chiudere sto circolo vizioso, no? Aracoa, come si dice da noi. Sono una merda di persona. Allora, ero ai 60 all'ora, c'era un ragazzo che faceva l'autostop, un rastone col zaino. Sono stato quei 5-6 secondi a pensarci, lo tiro su, non lo tiro su. In quei 5-6 secondi sono andato avanti, non c'è più possibilità di girarsi, no? E vedi, magari aveva anche qualcosa da raccontare, interessante, era simpatico, cioè vedi, sono tutte quelle esperienze che ti arricchiscono la vita. E io da coglione sono una brutta persona, non sono andato avanti, hai capito? Quindi continuo nel mio grigiume di questa strada qua da solo adesso. Beh, Yuri, potevi anche tornare indietro. No, beh, ormai mi sono rotto i coglioni, ti ho detto sono una merda di persona. Dai. E vuoi danzarle ciecamente perché... Peccato con la voce di merda, perché avevo tante belle canzoncine da mettere dentro. Cioè non serviva neanche che faccio i mixaggi, hai capito? Cioè la cantavo direttamente, eravamo a posto, 6 fatica di editing risparmiata, tempo risparmiato. Vabbè, in più gli scanner di YouTube non rilevano neanche che è protetta ai diritti d'autore, perché sentono i toni diversi. Vabbè, dai. Però ci sono sempre gli amanti del trash, quindi capisci, potrei coprire anche quella nicchia lì con questa voce un po' gracida, un po' così, come noi che abbiamo visto Genova. Con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova. Mi mancava la Smartimation. Vedi, in camper fai una roba così, ti rabalti, dici ciao, e invece qua, tutte le gommette, no, non fischiano oggi, vabbè, strano. Siccome i bambini che gli devono prendere il giocattolo, no? Vabbè, ho aspettato, ma adesso è arrivato il momento prepuzio. Besame, ciccia, stai del tuo, besame mucho, sì, ma no, besame mucho con la macchina, perché vedi, dopo la gente fraintende, cazzo. E insomma dirai, ma guarda te, se questo qua mi deve fare il video perché si prende lo zaino. Ma certo, è un modo di vivere, uno stile di vita, bisogna imparare a valorizzarle le cose, ingrandire ogni piccola cosa, ma non ingrandirla forzatamente, abituarsi a vederla grande, ogni piccola cosa, e poi vedrai che vivrai infinitamente meglio, ti sentirai infinitamente più ricco. Ecco, tocca anche a fermarmi. Non ho neanche filmato l'adozione dello zainetto nuovo dentro il negozio, vabbè. Oh, che abbiamo un po' di luce, finiamo di vedere lo zainetto nuovo.
Questo era il mio regalo di Natale che ho dovuto posticipare essendo a netto di cash. Guarda, qua c'ho tutte le mie tascazze che adesso ci metto subito le mie penne, il mio blocco notes che mi serve sempre. Bello pieno di tasche, bello robusto. Hai anche il piccio qua per scaricare il peso nel petto quando sei in corsa, idem questo nella panza. E qui la parte grossa dove ci metterò il Surface, qua è bello rigido, e le altre sue cose. Perfetto, accidenti, perfetto, bellissimo, utilissimo. Questo speriamo mi duri perché l'altro l'avevo smaciulato, cioè sono proprio partite le cerniere. Cos'è sto cane pericoloso che è tanto coccoloso oggi? Tanto coccoloso. Come mai siamo così coccolosi? Cosa c'è? Con questa roba qua mi sembri una, non una sepia, una razza, sai che hanno. Vuoi dire cosa abbiamo fatto oggi? Oggi siamo andati in giro, digli io ho filmato con la mia pettorina, ho fatto la regista, sono andata su nell'albero, ho fatto tutte le cose, tante cose abbiamo fatto oggi.